Se l'aspettava? La fine di un incubo? Sì, diciamo di sì. Grazie. Walter Scapol, a processo come presidente della Proloco di Refrontolo, lascia il tribunale di Treviso con le lacrime agli occhi e il cuore sollevato da un peso immane, l'accusa di omicidio. Tutti assolti dal GUP Angelo Mascolo perché il fatto non sussiste, i 4 imputati per la tragedia del molinetto della Croda. Oltre a Scapol, l'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, Annalisa Romitelli, e i 2 consulenti al PAT, Leopoldo Saccone e Celeste Granziera. I 4 avevano scelto il rito abbreviato. Scapol, alla lettura della sentenza, accenna un sorriso in aula, stringe la mano al suo difensore, l'avvocato Pietro Barolo, poi se ne va commosso. Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni, ma a passare sarebbe stata la tesi dell'evento imprevedibile, sostenuta dal perito incaricato dal tribunale. La sentenza è ineccepibile. La soluzione, direi, di fronte al materiale probatorio era scontata. L'evento atmosferico è stato di una straordinaria eccezionalità. Il perito lo dà eccezionale sotto ogni profilo, con un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni. Sotto questo profilo è chiaro che parlare di colpa, vuoi come imprudenza, vuoi come negligenza, è fuori luogo. Quel che è emerso dal processo e in particolare dalla perizia della consulenza d'ufficio è che l'evento era assolutamente imprevedibile e inevitabile e che nulla, anche il più perfetto piano, non tanto urbanistico ma di protezione civile, che è d'altra cosa ed era fuori dal capo di imputazione, neanche il più perfetto di piani di protezione civile sarebbe stato in grado di assicurare un esito diverso da quello che si è purtroppo manifestato. Per gli imputati è la fine di un incubo. Direi di sì, resta il dolore naturalmente per chi è mancato. Sicuramente è la fine di un incubo per tutti gli imputati, per l'architetto Romitelli in particolare, che ha vissuto questa vicenda sul piano umano con particolare sofferenza e che oggi vede per il momento finire quest'incubo, con una sentenza che secondo me è sintomatica di una giustizia che funziona. Buongiorno, bentrovati, ore 13, questo accadeva l'8 gennaio scorso, la sentenza per la tragedia del molinetto della Croda, con rito abbreviato, come avete sentito, abbiamo raccontato quel giorno nel nostro telegiornale l'assoluzione dei 4 imputati, tra i quali il presidente della Proloco di Refrontolo. Come sappiamo poi la Procura sta valutando se fare ricorso rispetto a questa sentenza, ne parleremo, ma partiamo da questo servizio perché oggi vogliamo partire da qui, da questo che è l'emblema un po' delle difficoltà delle Proloco, le prese appunto con i problemi di sicurezza. Ovviamente questo è il caso limite, la tragedia del molinetto, anche per l'eccezionalità dell'evento, e partiamo da qui per parlare delle difficoltà delle Proloco, le prese appunto con la giungla burocratica, con la questione sicurezza. Le Proloco sono le associazioni, sono le realtà che tengono vive le tradizioni dei paesi, anche le varie associazioni, insomma, dei territori, e quindi cercheremo da capire con chi ci lavora con queste realtà qual è il futuro di queste associazioni. Lo facciamo con Fabrizio Tonon dell'Umpli Veneto. Buongiorno. Buongiorno. L'Umpli è ovviamente l'associazione delle Proloco italiane, e con Fabio Olivieri. Buongiorno. Buongiorno. Associazione Gruppo Imprenditori del Milanese, che organizzano la famosa festa dell'agricoltura di cui parleremo fra poco, nonché ex sindaco di Campagna Lupia. Allora, come sempre vi ricordo in diretta, se volete intervenire, 0422 1626 798, se avete qualche testimonianza, qualche difficoltà che avete incontrato, se fate parte di un'associazione, di una Proloco, nell'organizzare degli eventi, adesso che le maglie, insomma, burocratiche sono molto strette. Ecco, potete raccontarcelo, potete farlo anche sulla pagina Facebook di Antenna 3, oppure se volete porre, insomma, delle domande. Partiamo allora da qui, io partirei proprio da Fabrizio Tonon, tra i primi a commentare la assoluzione di Scapol e degli altri è stata ovviamente l'associazione dell'Umpli Veneto, che era direttamente in qualche modo coinvolta. Quel giorno cosa ha pensato? Beh, quel giorno abbiamo tirato quel sospiro che avete visto anche voi. Scapol ha
fatto, ma resta comunque un po' di amarezza. Il sorriso, come anche avete visto dalle immagini di Schiappol, è sempre un po' tirato, per il fatto che il fatto è alquanto luttuoso. Bisogna pensare anche alle vittime, ma bisogna pensare anche ai problemi che gli organizzatori si trovano di fronte nel gestire degli eventi, anche se in questo caso, ma qui è un'altra questione, nel caso di Refrontolo non era un evento, era una buona disponibilità da parte del Presidente e da coloro che vogliono animare il territorio nella disponibilità di prestare un qualcosa. Devo dire che noi come Unione Pro Loco Italiane ci stiamo muovendo già da lungo tempo. Diciamo che questa questione nasce un po' dai fatti di Torino, dalle direttive Gabrielli, dalle successive Morcone. Noi assieme agli organizzatori di qualsiasi natura, ma assieme ai sindaci che hanno una responsabilità diretta sull'ordine pubblico, con i tecnici che devono poi garantire e certificare queste iniziative, ci siamo mossi già da subito nel cercare di sostenere le Pro Loco, e l'abbiamo visto con Schiappol, ma anche di fare chiarezza su come si devono organizzare questi eventi, che alla fine, per quello che riguarda la sicurezza, tutti gli organizzatori e le Pro Loco garantivano la sicurezza. Qui si tratta di un passaggio successivo, che è quello di garantire anche l'ordine pubblico che non spetta e non è trasferibile a un presidente di una Pro Loco o a un organizzatore qualsiasi, ma anche in questo veste noi ci siamo mossi, cioè noi non vogliamo trasferire la responsabilità del barile, dobbiamo venire fuori tutti assieme. E come se ne esce fuori? Se ne esce cercando, e qui ci ha dato una mano moltissimo la Regione Veneto e anche il Presidente Zaia e anche l'assessore Bottacin, che si è preso carico di questo, trasmesso al governo, e lì il Ministro degli Interni è intervenuto togliendo quelle che erano le direttive e cercando di creare delle situazioni più chiare. Non siamo ancora alla fine. Cosa è stato tolto? Cosa è stato stralciato delle problematiche che c'erano precedentemente? Devo dire che le procedure e le garanzie sono rimaste. Cioè qui adesso si tratta di creare chiarezza. Noi dovremo arrivare non a aggiungere ma a togliere delle leggi, delle normative che vanno anteguerra, che equiparano questi eventi a dei pubblico spettacolo, che però io sinceramente e lo diceva anche l'assessore Bottacini in alcune occasioni, dice: ma che differenza c'è fra un mercato settimanale e un evento fatto in piazza delle Pro Loco? Qui c'è ancora da lavorare, non siamo arrivati ancora alla conclusione, dobbiamo creare delle norme chiare, delle procedure che siano note a tutti e venirne fuori dirigenti amministratori, dirigenti comunali, organi che devono tutelare la sicurezza, che sono la polizia, i vigili, i carabinieri, i vigili del fuoco, e trovarne un giusto equilibrio, perché altrimenti si rischia di creare eventi che sono più grossi di quelli che sono e che si possono risolvere molto facilmente parlando e colloquiando fra organizzatori e coloro che sono deputati a garantire le norme e la legge. Adesso ci torniamo subito. Volevo chiedere anche a Fabio Olivieri, insomma, quando ha sentito della soluzione, cosa ha pensato? Intanto un respiro di sollievo, perché sono tutte persone volontarie, quindi persone che si dedicano con passione e con amore anche proprio per portare avanti delle tradizioni del proprio paese. Sicuramente rimane il rammarico per le vittime, perché quando si organizza un momento di gioia, di festa, non si prevede sicuramente che ci siano dei risvolti così negativi.
Va detto che da quando è successo, soprattutto anche l'evento di Torino, che è stato quello che un po' ha caratterizzato... Un po' lo spartiacque, esatto. Ricordiamo cosa successe. Successe che in occasione della finale di Champions League in piazza San Carlo... Era Juventus-Real Madrid? Sì, esatto, è stato fatto scoppiare un petardo, un botto che ha creato il panico. Ci vuole pochissimo quando c'è una concentrazione di persone. Ecco, va detto che da quel momento ad oggi sono cambiate un po' le cose, perché lì le prime disposizioni mettevano qualsiasi evento sullo stesso livello, sia che io organizzassi un concerto con 50.000 persone o con la sagra paesana con... Questa era la stortura, no? Esatto. Dopo un po' alla volta invece si è capito che bisognava migliorare, perché era troppo restrittiva e troppo burocratizzata la norma che era stata emanata in quel momento. Allora, torno da Tonon per chiedere intanto, facciamo un passo indietro. Cerchiamo di capire un po' le cifre. Quando parliamo di UNPLI parliamo di quante realtà, se abbiamo qualche cifra per capire l'universo insomma delle Proloco. No, io mi fermo alla situazione regionale del Veneto, certo, sì. Però diciamo che in Italia ci sono oltre 6.000... Peraltro mi raccontava prima della trasmissione, cosa che non sapevo, che il concetto di Proloco nasce proprio in Veneto. Nasce in Veneto e dobbiamo dar merito all'avvocato Benettazzo, che capì subito, immediatamente, che tutte queste realtà molto ben disponibili, rivolte all'associazionismo e al volontariato, dovevano essere organizzate. E quindi credo che non ci sia, nel Veneto ci sono oltre 500 comuni, e credo che tutti siano coperti da un'attività di questo genere organizzata, che non è una Proloco, un gruppetto di amici che si ritrova, ha un atto costitutivo, hanno uno statuto, fanno parte di un consorzio territoriale, fanno parte di un consiglio, di un comitato provinciale, e dopodiché fanno parte del comitato regionale. E naturalmente questa forza fa sì che questo grosso organismo, che è l'Unione Nazionale Proloco Venete, possa essere espressione di istanze e di organizzazione. Quindi quando si parla di oltre 500 Proloco nel Veneto, si parla di migliaia di volontari che hanno alle spalle un'organizzazione che sostanzialmente li sostiene, come in questo caso, ma li sostiene anche dal punto di vista delle procedure. Noi stiamo affrontando questioni che riguardano la sicurezza, e quindi abbiamo un tavolo sia nazionale ma anche regionale che discute di queste cose. Stiamo aggiornandoci, e credo che questo sarà un argomento molto importante nel prossimo futuro, con la revisione del terzo settore di queste organizzazioni. Quindi noi abbiamo in campo, abbiamo dei professionisti, abbiamo dei consulenti che in diretto contatto con gli enti locali e anche con la Regione sta lavorando per tutelare. Blocco un attimo, pubblicità, poi torniamo subito con i nostri ospiti. Sempre. Rieccoci in diretta, stiamo parlando delle Proloco, del futuro delle Proloco, le prese con burocrazia e molte, forse troppe richieste sulla sicurezza. E ricordo il numero per chiamarci in diretta se volete raccontarci una vostra esperienza, allo 0422 1626 798, oppure una vostra anche opinione sui fatti di cui stiamo parlando. Allora, torniamo da Tonon. In questi 2 anni, diciamo, nei quali abbiamo raccontato anche nei nostri TG e nei nostri telegiornali tanti casi di difficoltà nell'organizzare eventi proprio per questioni burocratiche, quanti eventi sono stati cancellati, non si sono fatti? Allora, subito quando è stata emanata questa, a seguito dei fatti che erano stati citati prima di Torino, quando viene emanata questa direttiva Gabrielli, è chiaro che gli organizzatori, e guarda caso gli organizzatori sono i presidenti delle Proloco, si sono trovati di fronte a una montagna di aspetti burocratici o di direttive o di pratiche da fare, che naturalmente
la prima cosa era quella di dire beh, adesso non facciamo più niente. È chiaro che noi come UNPLI siamo intervenuti nel senso di dire no, cioè noi dobbiamo riportare in piazza, dobbiamo tenere in piazza la gente. È chiaro che il Presidente ci siamo introdotti in questa strada. Il Presidente non può essere un geometra che fa le pratiche. Un Presidente non può essere un ragioniere che sviluppa, non può essere presente come era prima. Ci dobbiamo affidare, ci siamo organizzati con dei nostri consulenti interni. Questo immagino che aumenta i costi però, le spese? Aumenta i costi, stiamo cercando di creare una rete che siano appunto diluibili fra varie organizzazioni. È chiaro che qui si dovevano rispettare delle scadenze, rispettare delle norme, rispettare delle procedure, ed è vero, molte iniziative non si sono fatte, ma non è che non si siano fatte per volontà dell'organizzatore della Proloco, è perché c'è stato un periodo in cui era difficile capire, veniva spostato all'organizzatore questa responsabilità, che doveva affidarsi a dei tecnici che dovevano certificare, poi intervenivano le realtà amministrative dei comuni che valutavano, quindi il tempo della burocrazia allungava i termini e quindi si arrivava lunghi sull'evento, e quindi i carnevali per esempio. Visto che stiamo parlando proprio di carnevali, siamo proprio in periodo, ecco. Tanti carnevali sono saltati. Tanti carnevali sono saltati o si sono dovuti ridimensionare perché le attrezzature, i carri allegorici, i rischi aumentavano, l'afflusso di persone che non erano gestibili saltavano. L'unica cosa che bisognava fare era quella di metterci attorno a un tavolo, tutti quanti, e questo è stato fatto, e quindi qui adesso io ho notato che eventi importanti dove ci sono migliaia di persone si stanno riprendendo. È chiaro che riprendere delle iniziative che sono state sospese diventa difficile, ma la nostra volontà è quella di riportare gli eventi che si facevano, gli eventi importanti, riportarli sulle piazze, perché il compito del Proloco è quello di non tenere la gente nelle proprie case, ma portarle nelle piazze. A tutto questo naturalmente si aggiunge, noi non l'abbiamo citato, la paura degli atti terroristici. Ecco, lo stavo per dire, insomma, a tutto questo si è aggiunto anche quello. E quindi l'ordine pubblico non, se lo vogliamo risolvere assieme, lo risolviamo assieme, non è sicuramente calandolo sul sindaco o sull'organizzatore che ne veniamo fuori, ma trovando una giusto ripristinare quelle che erano le cosiddette buone pratiche di buon padre di famiglia che discutendo se ne viene fuori sicuramente. Che sensazione ha vedere, io frequento insomma come tanti anche sagre, manifestazioni, e ormai è diventato purtroppo un'abitudine vedere i famosi blocchi, i jersey di cemento, oppure le macchine, le auto della polizia locali di traverso. È un'immagine insomma che continua a far specie. Anche qui dobbiamo organizzarci, cioè dobbiamo individuare gli spazi per adibire a questi eventi, dobbiamo renderci conto che la sicurezza è in primo luogo, che però non possiamo chiuderci in cedere casa, alla paura. Cedere alla paura. Io vado in giro e devo dire che in Italia c'è una particolare pressione su questo, ma se si va a Londra è la stessa cosa, come si potrebbe andare a Parigi, ma ho notato in altre situazioni fuori Italia che bisogna organizzare i centri urbani in modo diverso. Ecco, cioè in che senso? Nel senso il traffico deve essere limitato, gestito in modo diverso, i piani urbanistici e anche della viabilità e la commistione fra pedoni gestito in modo diverso. Io ho visto un esempio per le festività natalizie sia a Graz che a Lubiana, dove c'è tutta una organizzazione da un punto di vista della gestione degli spazi che permette di non vedere
barriere o cose di questo genere, dove la gente si sente anche molto più sicura. Molto probabilmente c'è da lavorare anche da questo punto di vista, da un punto di vista organizzativo degli spazi e degli ambienti dove si svolgono queste iniziative. Livieri, voi organizzate, lo dicevamo, tanto ricordiamolo, la festa dell'agricoltura quando è che si fa? Si tiene da fine agosto, l'ultima domenica, l'ultimo weekend di agosto e i primi di settembre, 11 giorni. Ed è questo il 26esimo anno, avete festeggiato sarà, il 25 abbiamo anni. Fatto il 25esimo, il prossimo sarà la 26esima edizione. Ecco. Immagino che, come tutte le varie associazioni, avete trovato anche voi i vostri ostacoli, no? Lei mi sa che forse ha qualche esempio di richieste che vengono fatte, può essere una miscellanea un po' di richieste, se ce le vuole così raccontare. Certo, ovviamente faccio molto presto a dirle, a raccontarle, ma poi quando nella realtà andiamo a misurarle sono pacchi di carte e di autorizzazioni. Solo per dire, no, intanto il piano di sicurezza, quindi questo già significa che dietro ci deve essere un professionista abilitato, quindi un ingegnere con un geometra che ti faccia il piano di sicurezza e la valutazione. Per fare una manifestazione ci vuole un ingegnere e un geometra, sicuramente. Poi progetto per le strutture, quindi progettualità che può essere sempre fatta dai due professionisti. Cosa vuol dire? Che bisogna fare un progetto di massima e poi anche nel dettaglio, perché se ho dei capannoni devo avere la progettazione dei capannoni, il collaudo, la certificazione, tutta una serie di documenti. E questo porta via quanto tempo? Minimo dai 2 ai 3 mesi prima dell'evento. 2-3 mesi. Perché quando si va in commissione di vigilanza ai pubblici spettacoli, che di solito si tiene almeno un mese prima dell'evento, devo avere già tutta la documentazione pronta, perché in quel momento c'è la valutazione dei pericoli che ci possono essere e ti danno delle indicazioni, quindi anche per correggere eventualmente. Ma poi, solo per dire, l'impianto elettrico, su una manifestazione serve il progetto di un impianto elettrico, cioè costruire un grattacielo e fare una manifestazione sono le stesse identiche cose, ovviamente con dei costi non indifferenti, perché un professionista non si mette in gioco anche con la responsabilità che corre gratuitamente, lo fa giustamente per essere anche retribuito. Ci spieghi nel concreto cosa significa fare un progetto dell'impianto elettrico? Bisogna arredarre Ci deve essere proprio un progetto unifilare di come, del tipo anche di cavi che sono stati stesi, di dove sono posizionati le centraline, le lampade di emergenza. A proposito, anche le lampade di emergenza devono essere posizionate in un ambiente dove si fanno manifestazioni anche di sera. E quindi sono tutti costi. Per dirla, noi quest'anno, solo tra il tecnico e i professionisti, la sicurezza, perché ci deve essere personale formato all'interno, e non parliamo di una formazione base, cioè ormai quasi tutti gli imprenditori fanno i corsi di sicurezza, antincendio, primo soccorso, eccetera. No, qui ci vuole un corso di alto rischio, cioè significa che deve essere fatta una formazione, quindi una scuola che dura, mi sembra, 20 ore attualmente, più un esame e ci deve essere un'abilitazione. Quelle persone sono formate, quindi hanno dei costi per la loro formazione e poi li devi pagare perché giustamente hanno un'abilitazione non di poco conto. Nel nostro piccolo quest'anno la Festa dell'Agricoltura ha sostenuto circa 15.000 euro in più di quelli che sono i costi che avevamo. 15.000 euro in più per l'edizione, quella già passata o per quella che sta per arrivare? Quella che è appena passata. Che è appena 15.000 euro in più, che non sono bruscolini. No. Immagino che, visti i tempi di cui ha parlato, adesso state già lavorando per quella di agosto, anzi siete proprio in fase Sì, no, abbiamo già la programmazione, adesso inizieremo a ritrovarci per stendere perché si parte ovviamente dal programma e certo. Poi la parte burocratica la si affronta. Quindi abbiamo detto l'ingegnere, il geometra, il piano elettrico, poi altre cose particolari vengono richieste? Ovviamente l'impianto elettrico deve essere fatto da un tecnico professionista, un perito elettrotecnico. Tutte le strutture devono essere certificate, quindi se io prendo a noleggio un capannone, la ditta mi deve dare la certificazione, il collaudo, e anche lì un pacco di carte di progetti e di autorizzazioni. La fermo un attimo, tutto questo prima non c'era o era chiesto in modo molto più leggero? Molto più leggero. Vuol dire? Cioè significa che anche il piano, cioè il progetto della parte elettrica, se siamo onesti, è vero, ci sono dei cavi, ma quando hai la certificazione del cavo sei a posto. Adesso invece ci deve essere proprio il progetto unifilare. Faccio l'avvocato del diavolo, non è meglio che sia tutto sicuro?
Sì, da un lato Uno potrebbe chiedersi questo, è meglio, beh, è tutto certificato, siamo a posto. Sì, però anche qui bisogna entrare sempre nell'ottica di capire che tipo di manifestazione fai. Esatto. Perché questo vale sia per la piccola Perché che per la sembra che grande stiamo parlando del manifestazione. concerto di Vasco Rossi con 50.000 persone, in realtà magari è... E lì ti pagano il biglietto e non è un Esatto. problema recuperare anche i costi. Questo invece magari può essere una semplice sagra che ha bisogno di queste... La nostra è tipo una fiera dove la gente entra, vede, ammira gli animali, i trattori, tutte le caratteristiche del mondo rurale di una volta, le tradizioni, e poi vieni a mangiare perché ovviamente devi fare uno stand che presenti anche la qualità dei prodotti nostri del territorio, insomma. Altre richieste, se ci sono? Sì, ce ne sono. Allora, facciamo così, le cerca un attimo mentre andiamo in pubblicità e poi torniamo nella giungla burocratica. Rieccoci, ore 13, ci stiamo addentrando nella giungla burocratica. Allora abbiamo capito che per una manifestazione, insomma, in questo caso stiamo parlando della festa agricoltura, ma una manifestazione, insomma, importante, allora, ma non solo, ci vuole un ingegnere, un geometra, un perito elettrotecnico, il collaudo della bombola del gas. Sì, perché poi, ma in premessa va detto che devi avere anche un'area idonea, altrimenti Refrontolo un po' ce lo insegna, se l'area non è proprio adatta a certi tipi di manifestazioni possono succedere. Noi fortunatamente a Milano abbiamo un'area che comunque è dotata anche di scarichi per le fognature, contatori, cioè un po' alla volta ce li siamo costruiti e questo è un grosso vantaggio perché se devi partire da zero sono costi insopportabili. Altre cose? Sì, collaudo del gas perché deve essere un impianto omologato e i vigili del fuoco vengono a verificare anche se l'impianto è idoneo. Addirittura la certificazione dei teli, cioè sono strutture... La certificazione dei teli? Sì, perché le strutture sono strutture ormai omologate, però ogni qualvolta queste strutture vengono usate devono presentare che sono omologate, che i teli sono idonei. Cioè, molto spesso... Come si fa a capire che sono idonei? Hanno una certificazione sì, come materiale inifugo, però io dico, se un capannone è idoneo, con un fogliettino di carta certifico che quello è un capannone idoneo, chi me lo fornisce si assume le responsabilità. In realtà ogni anno ci serve un pacco di carte che dimostrino la regolarità. Il nostro problema qual è? È che siamo ripetitivi, perché una manifestazione la si fa una volta all'anno minimo. Allora, farla una volta all'anno significa che tutta questa documentazione va ripresentata di volta in volta. Dicevo prima, se io mi costruisco una casa, questa burocrazia qua mi viene richiesta una volta, dopodiché sono a posto. Qua invece ogni anno quindi paradossalmente costa di più organizzare una manifestazione che sì. avere il collaudo della casa. Sì. Addirittura, mi diceva durante la pausa pubblicitaria, per quanto riguarda la sicurezza, i famosi blocchi di cemento richiedono anche il collaudo dei blocchi di cemento. Com'è il collaudo? Bisogna andare addosso al blocco? In battuta ci hanno chiesto di fare il collaudo con un mezzo, però nella realtà chiedevano la robustezza del cemento, quindi un po' il calcolo, quei calcoli classici che si fanno anche. Quindi c'è un perito che deve fare un collaudo di questo, che immagino costa come... sì, deve certificare la tenuta di quella qualità del cemento. I blocchi devono avere determinate dimensioni, noi avevamo dei blocchi da 1 metro cubo circa di betonata, quindi di calcestruzzo, e pesavano 25 quintali all'uno, ne avevamo 12, non uno, 12 per avere... Peraltro molto spesso sono le associazioni che utilizzano questi blocchi, non dovrebbero essere i comuni che li danno, credo io, a disposizione? Sì, è quello che dicevo prima, non bisogna trasferire tutto all'organizzazione, all'organizzatore, anche se l'organizzatore ha la responsabilità di gestire la manifestazione, ma qui è fondamentale, lo ribadisco di nuovo, cioè la collaborazione fra coloro che sono deputati a gestire l'ordine pubblico, che non lo può fare un organizzatore, una persona privata che non ha questi titoli, e
l'organizzatore risolve e deve risolvere queste questioni, nel senso che ricercare la sicurezza oltremodo, perché anche prima le strutture dovevano garantire una certa tranquillità sotto questo aspetto, ma voler potenziare oltremodo alcune questioni, ed è fondamentale, ritengo io, ma lo ritiene l'UNPLI in questi tavoli, quindi le Proloco regionali in questi tavoli di discussione, dobbiamo capire perfettamente quale, che entità, che peso ha quella manifestazione, e quando servono alcune cose di massima tutela e quando le cose possono quando, essere... insomma, certe situazioni possono essere alleggerite, ecco, ma questo chi lo deve decidere? È demandato alla cosiddetta conferenza dei servizi, ai sindaci, ma questo non vuol dire che dobbiamo caricare sui sindaci queste responsabilità, lo dobbiamo risolvere fra tecnici, organizzatori che sono le Proloco, enti locali e quindi dirigenti, assieme vigili del fuoco e organi di garanzia della sicurezza, e solo discutendone e venendone a capo di questo possiamo trovare delle soluzioni perché l'Italia, il Veneto e tutti noi possiamo garantire alle persone di festeggiare in piazza o di mantenere queste tradizioni, perché solo facendo una valutazione del rischio preventiva in modo ragionevole veniamo a trovare delle soluzioni che possano essere ragionevoli, e dopodiché ritengo che il passaggio che stiamo anche facendo, che è quello che queste documentazioni devono essere verificabili e rivedibili ogni 3 anni o ogni 5 anni, modo che non sia ogni anno, dover ripartire, perché se abbiamo individuato il sedime, abbiamo individuato le strutture, la potenzialità, le persone che ci sono, risolviamo i problemi. Abbiamo una telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo e da dove? Parliamo con Don Giuseppe, vicepresidente della Proloco di Zero Branco. Buongiorno, signor Dalbò. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di parlare con voi, che io sono uno di famiglia. Ecco, allora, ci dica. Allora, io essendo vicepresidente della Proloco da 10 anni di Zero Branco e da 52 anni facendo parte della Proloco di Zero Branco, io condivido tutte le sicurezze, perché anch'io ho fatto l'esame ad alto rischio. C'è qualche lacuna su queste cose, specialmente quando si parla di impianti elettrici, che io sono il responsabile, e non si parla mai. Fate il controllo delle messe a terra, che è la cosa più importante di un impianto elettrico. Le altre cose di burocrazia che parla quel signore, che adesso non ricordo il nome, sono tutte esatte, però c'è una burocrazia nelle leggi italiane che ci portano ogni anno a rifare queste cose. Se ci fosse un documento valido che dice tutti questi emendamenti te li leggi, te li guardi, te li leggi e te li firmi, e a un certo punto controllati dal comune, da un tecnico, dici sì, voi siete abilitati di fare, passiamo tanto di quel tempo sprecato, perché le cose sono sempre le stesse. La gente non vuole mai mettersi di persona, essere responsabile di quello che si fa. La gente, volontari come noi, io ho perso penso 1/3 della mia vita per fare del bene io per il comune di Zero Branco, perché io abito a Zero Branco. Basta burocrazia, basta leggi fasulle, le fanno chi non sa cosa vuol dire volontariato. Io sono stato a una riunione prima in piazza, poi dentro una sala comunale di Zero Branco, dove qualcuno della Confartigianato ha detto che il nostro volontariato fa un danno all'Italia. Non è vero.
è vero per la Confartigianato perché noi non paghiamo la tessera. E questo mi dispiace moltissimo perché io a Zero Branco con 200 più soci gratis, Certo. tutti ci rimettono anche il viaggio, il tempo, il denaro solo per il beneficio del proprio comune, del bene dei nostri cittadini. Voi siete Allora, il cuore suo pulsante di questi paesi. ecco, Una cosa che le chiedo, signor Dalbò, le chiedo, allora, visto che ha tanti anni di esperienza, come le ha viste cambiare queste manifestazioni negli anni? una volta si poteva fare tutto. Potendo fare tutto vuol dire che tutto andava bene, perché rischi non ce n'era, se succedeva era perché era successo, non c'erano avvocati che ti denunciavano o tutta la burocrazia che sta facendo. Adesso uno per caso casca fuori del capannone dove tu fai la festa, tu sei il responsabile. Non è vero. Questo non è vero, perché può succedere anche fuori del cancello di casa. Sì che noi che facciamo le feste, e le facciamo sempre a beneficio, penso ognuno del proprio comune, del proprio territorio, lo facciamo perché vogliamo fare del bene. Noi adesso stiamo facendo la festa del radicchio a Zero Branco, la mostra del radicchio, la 26esima mostra del radicchio. Abbiamo avuto tutte le autorità della provincia, della regione, tutti i personaggi che potevano venire a vedere e hanno detto: siete un bel comune e state portando avanti un prodotto, il prodotto del radicchio IGP di Treviso, che è l'occhiello, il fiore di Treviso, oltre di Treviso, che ormai sta girando in tutto il mondo. Perché noi abbiamo... Mi dica. No, volevo farle i complimenti, insomma. Grazie. Comunque noi abbiamo rinunciato a fare certi pranzi. Noi facciamo tutto a base radicchio IGP di Treviso, per fare che i nostri agricoltori di Zero Branco, che di media sono circa 2000 ettari di terreno di radicchio, che lo esportano in tutto il mondo, sicché stiamo facendo del bene ai nostri agricoltori. Grazie signor Dalbò, allora continuate così, grazie ancora, grazie del suo intervento, la salutiamo. Pubblicità e torniamo in diretta fra pochissimo. Ore 13, rieccoci in diretta. Prima della pubblicità abbiamo sentito l'accorata testimonianza del signor Dalbò, vicepresidente della Proloco di Zero Branco, insomma la testimonianza che si va avanti. Insomma, sì, no? conferma che i presidenti, le Proloco, i volontari hanno capito che le cose stanno cambiando, ma non si può scendere dalla barricata, bisogna andare avanti con regole chiare, cercando la collaborazione, e mi fa piacere che il vicepresidente di Zero Branco, che sta facendo dell'attività meritoria di promozione con Radicchio in questo momento, cerchi anche quel rapporto con le imprese, con gli imprenditori. Noi siamo degli elementi di mezzo fra gli enti locali, le amministrazioni, ma stiamo facendo del bene al territorio, ma passando anche con una collaborazione con le imprese, e questo deve essere una cosa su cui dobbiamo continuare. Immagino che confermi. Lo confermo, noi addirittura abbiamo anche sviluppato un circuito più largo di quello che è le imprese agricole che sono interessate con la festa dell'agricoltura, coinvolgendo anche i commercianti proprio del paese. Addirittura la manifestazione è diventata un'attrazione anche di turisti che vengono, un anno sono arrivati dal Piemonte e dalla Toscana perché hanno sentito parlare della festa dell'agricoltura, quindi arrivano e vanno a soggiornare sui nostri alberghi, vanno a mangiare sui ristoranti del territorio. Un circolo virtuoso in questo caso. Tutto è utile per promuovere e portare avanti anche l'iniziativa di Zero Branco, della Proloco di Zero Branco, cioè hanno una finalità che è quella sì di valorizzare il radicchio, ma allo stesso tempo valorizzando il radicchio valorizzi un intero territorio che è quello del trevigiano, del veneziano e del padovano, perché è una cultura tradizionale e del loco proprio del posto, insomma.
Ecco, un altro tema caldo di questi giorni, parlando sempre di eventi, insomma di tradizioni, è stato il dibattito sul pane vin. Altro tema di dibattito non solo per la questione delle PM10, delle polveri sottili, ma anche perché ovviamente anche i pane vin, ricorderete, insomma, negli anni scorsi a Treviso erano sottoposti ad alcune regole, insomma, di lunghezza, di grandezza, insomma, che facevano un po' impazzire gli organizzatori. Sulla polemica che c'è stata sui pane vin, come voi ponete? Noi vogliamo tutelare la tradizione, ma vorrei quasi impegnarmi in questa trasmissione e poi portarlo, visto che sono anche rappresentante in giunta regionale di tutte le province del Veneto. So che Treviso è piuttosto avanti con questo argomento e ritengo che anche questo evento debba essere regolato, cioè nel senso, è già stato fatto, nel senso che non si può bruciare di tutto, non può essere un evento dove si eliminano rottami o altre cose. Certo. Treviso, soprattutto il quartiere del Piave, si è organizzato fra amministrazioni locali e organizzatori di creare una buona pratica. Io spero che questa buona pratica, che quindi non sia indiscriminato il festeggiamento con i pane vin, ma trovare dei modi di farne pochi e bene qualificati, in modo tale che questo impatto sia Quindi lei dice è meglio farne meno, ma farli meglio? Farli meglio, esattamente. esattamente. Livieri, è il pane vin il problema del PM10? No, non è il pane vin, assolutamente. Viviamo in una società dove quando ci alziamo al mattino mettiamo in moto la macchina, la caldaia di casa. Lo stiamo vedendo a Padova in questi giorni, c'è l'allerta rossa, addirittura l'assessore di Padova all'ambiente ieri ha detto se non è strettamente necessario bimbi anziani restino a casa. Attenzione. Perché il pane vin si festeggia un giorno all'anno, cioè, il problema delle PM10 ce l'abbiamo tutti i giorni, si può dire, anzi in questo periodo che sono trascorsi 15 giorni dall'evento del pane vin, lo stiamo misurando, stanno prendendo provvedimenti le amministrazioni, insomma, quindi significa che non è assolutamente quello il problema, anzi quello è una rievocazione di quelle che sono le tradizioni, è un momento anche di aggregazione per le comunità, credo. Ecco, però che ci siano determinate regole, magari come diceva lui, meno ma fatti meglio? Quello sì, tutte le cose devono essere regolamentate, altrimenti sappiamo benissimo che c'è chi ne approfitta. Non è l'occasione per bruciare tutto ciò che ho di vecchio, magari anche qualche pezzo di plastica o cose di questo genere. Assolutamente, ci deve essere un tipo di materiale idoneo, non dico certificato perché siamo all'esagerazione, però comunque un prodotto che siamo tutti ormai consapevoli. Ecco, se andiamo ad analizzare, negli ultimi 20 anni c'è molta più sensibilità da parte della gente su quello che è l'ambiente, il rispetto dell'aria, perché siamo consapevoli che avevamo esagerato. Adesso però puoi prendere chiunque. Che non si faccia il passo opposto, dice lei, che non si esageri dall'altra parte. Esatto. Telefonate in diretta, siamo quasi in chiusura. Chi parliamo? Sì, sono io, sono Natale di Sernaglia della Battaglia. Buongiorno. Buongiorno signor Natale, ci dica. Io volevo intanto, sì, visto che parlate di Proloco, ricordare ai signori lì che sono presenti che quello che hanno detto è tutto perfetto. E mi congratulo con loro perché la sicurezza in primis, e se è venuta questa sicurezza è perché succedono cose strane nel mondo. Sì, io volevo parlare, io sono di Sernaglia, sì. Tra poco San Valentino, i famosi carri allegorici di Sernaglia della Battaglia. Io ho fatto una decina di documentari filmati con la mia telecamera, pubblicati su YouTube, su Facebook e chi più ne ha più ne metta, perché è la mia passione. Certo. E io ho fatto anche di carri di notte che abbiamo fatto anche di notte qui, no? E allora volevo dire semplicemente, sì, ok, le Proloco ci sono, non dovrebbero però secondo me esagerare sul calendario delle manifestazioni, perché quando ha detto prima quel signore lì che gli artigiani si lamentano, io sono anche stato un ex albergatore qui nella nostra zona, e quando succedono certe cose tolgono il lavoro anche alle persone che pagano le tasse.
Allora io quando sento queste cose qua, sì va bene, ok, si fa un calendario, 1, 2, 3, 4, 5 manifestazioni, tutto ok con l'audio e qui sono d'accordissimo, e i carri allegorici di stradale, però che io mi ricordo con Bagliana, adesso c'è l'attuale Aliprandi che faccio il nome perché è un mio amico, e mi trovo un po' in difficoltà se vorrei andare con la mia telecamera a fare le riprese in certi posti, mi devo arrangiare da solo e poi fare il filmato, montarlo, pubblicarlo e dopo dire se tutto va bene e dopo magari va dentro al museo, eccetera, eccetera. Tutto questo è volontariato, anche se per chi magari lavora lì che poi si mangia la pasta asciutta o il pesce, eccetera. Non voglio questo. Dico semplicemente che quello che succede nelle Proloco è vero che se c'è una certificazione deve essere, leggi quel foglio che ha detto quel signore lì prima e lo firmi, ma non è come fare una casa, calma, perché fare una casa... No, il collaudo, parliamo del collaudo. No, il collaudo, un momento, il collaudo, ma se ogni anno c'è un capannone fisso e che dobbiamo fare tutte queste cose qua, pagare l'ingegnere, pagare il geometra, pagare qua là, no, firmi un pezzo di casa e la passi al presidente della Proloco. Questo è il tentativo, questo sarebbe auspicabile, quello che auspicano anche le Proloco, che ci sia una semplificazione. Ma scusi un attimo, se il signor Tonon che è lì, che mi ascolta... Sì, è qua. Sì. Ciao. Chi ascolta che lui è... Allora, perché no, anziché sentare il Tonon Paolo e di ora, perché non dite, facciamo così, se no non facciamo più feste. Cosa dice? L'out-out. E fare lì a cade, è sempre di Dio che può tirarlo via, e fa ir va a sinistra. Insomma, ragazzi, guardi che io ho 76 anni. Ho fatto l'albergatore, ho fatto 35 anni di artigiano, allora, ho avuto per cui non voglio fare polemiche. No, certo, ho capito. Le chiedo solo, con la cortesia, siamo in chiusura, allora facciamo rispondere Tonon e così poi chiudiamo. Io credo io la ringrazio. Salve. Io credo che i punti di forza non vadano mai, cioè il dialogo, la discussione, il dibattito trova sempre una soluzione e se noi sappiamo dire e siamo ascoltati sicuramente come l'ha fatto il Presidente della Regione, come hanno fatto altri organismi istituzionali che ci hanno dato ragione, ci hanno dato sostegno, credo che arriviamo a una soluzione. La strada comunque c'è da fare. Grazie allora Fabrizio Tonon di Umpli Veneto, grazie a Fabio Olivieri, Associazione Gruppo Imprenditori del Milanese. Ricordiamo, è un po' in anticipo, ma ricordiamolo quando è la festa dell'agricoltura? Fine agosto, primi di settembre, dovrebbe iniziare il 23 di agosto quest'anno. Perfetto, grazie per essere stati con noi e grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci.